Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Alla base USAF di Aviano si attendono i profughi afghani il cui arrivo è annunciato tra oggi e domani. La località pordenonese farà da scalo per i civili che verranno poi trasportati negli Stati Uniti. Ilario De Marco, sindaco di Aviano, ci aggiorna sulla situazione e si dice orgoglioso che il suo paese sia citato stavolta per un intervento umanitario. Sentiamolo. Noi abbiamo avuto un'informazione ufficiale da parte del prefetto che Aviano sarà scalo di profughi provenienti dall'Afghanistan evacuati dalle forze armate americane. Questo è quello che sappiamo e al momento non vediamo grandi movimenti, quindi probabilmente questo avverrà tra oggi e domani probabilmente. Non siamo preoccupati perché il tutto si svolgerà all'interno della base, non interessando l'area esterna. È motivo anche di soddisfazione perché la base italiana è sempre stata conosciuta per attività di guerra oppure legati a attività diciamo di presidio del territorio. Il fatto che oggi sia menzionata come un luogo di accoglienza per un'azione umanitaria importante non può che essere apprezzata. Io penso che l'operazione sia unica e abbia un inizio e una fine, quindi non penso che continuerà nel tempo. Poi dipende dall'evoluzione che ci sarà in Afghanistan, no? Perché la base di Aviano presiede un territorio molto vasto che comprende anche il Medio Oriente. Ricca pagina di cronaca oggi, grave incidente stradale lungo la Triestina questa mattina nel territorio del comune di Trivignano Udinese per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto per i rilievi, accertamenti e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a finire prima contro il guardrail e poi in un fossato, impattando contro una struttura di cemento di un ponticello. La vettura stava procedendo dalla zona della Dogana Vecchia in direzione Trivignano. Nell'impatto, molto violento, il conducente, un uomo, è rimasto ferito in maniera seria, ma è sempre rimasto cosciente. È stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero. A bordo della vettura anche una donna, anche lei ferita in maniera seria, intubata, trasportata all'ospedale del capoluogo friulano con l'ambulanza. La strada è stata completamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine e del distaccamento di Cervignano con 2 mezzi. I pompieri hanno dato un fattivo supporto all'equipe medica. La Sores ha inviato 2 ambulanze e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Sul posto a supporto anche alla forestale che ha aiutato nella chiusura della strada e i volontari della protezione civile. Passiamo a Bibbione. 2 incendi boschivi si sono sviluppati nella pineta di Bibbione e in prossimità del faro nella notte. L'allarme è scattato alle 4:10 di oggi, domenica 22 agosto. Le prime colonne di fumo sono state avvistate alla foce del tagliamento sulla riva veneta, visibili da Marina 1 e dal ristorante Al Cason. Sul posto sono intervenute subito le squadre dei vigili del fuoco permanenti del distaccamento di Lignano Sabbiadoro insieme ai volontari a supporto delle squadre dei pompieri di Portogruaro. Il primo incendio si è esteso per circa 30 metri quadrati nella zona della foce sulla riva destra del tagliamento. Un secondo incendio boschivo si è sviluppato vicino al faro per un'estensione di circa 500 metri quadrati. Le cause sono in corso di accertamento. Alle 8 di questa mattina i vigili del fuoco erano ancora sul posto per controllare che le fiamme non riprendessero vigore dopo lo spegnimento. Colpo da 20.000 euro in un'abitazione di Udine nella zona di Viale Volontari della Libertà. I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso in assenza dei proprietari e dopo aver rovistato per tutta la casa sono riusciti a trovare monili in oro e preziosi di ingente valore. La scoperta della famiglia a rientro ed è scattata subito una chiamata al 112. Indagano i carabinieri della compagnia di Udine. Il furto è stato messo a segno nei giorni scorsi. Si è avvicinata a un pensionato di 86 anni con il pretesto di chiedere delle informazioni per poi sfilargli abilmente dal polso un orologio Rolex di ingente valore e anche la sua fede nuziale. È successo questa mattina a Sacile vicino a un supermercato. La donna indossava una mascherina. Il pensionato si è accorto del furto con destrezza solo dopo mezz'ora e ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Sacile per denunciare l'accaduto. Adesso i militari dell'Arma indagano per identificare al più presto la donna.
Inizierà il 1° settembre l'anteprima del nuovo Festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari. 5 giorni di eventi tra la cittadina e i comuni limitrofi anticiperanno la kermesse vera e propria che si terrà dal 7 all'11 settembre. Ce ne parlano Luca Perrino e Giulia Micheluzzi, presidente e vicepresidente delle Ali delle Notizie. Sentiamo. Riparte con la 7ª edizione il Festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari, realizzato dall'associazione Le Ali delle Notizie. Ben 10 giorni di eventi sparsi tra il comune Bisiacco e quelli limitrofi, accogliendo 130 ospiti. Un'edizione che sarà segnata dalla prematura scomparsa della vicepresidente del sodalizio Cristina Visentini, avvenuta pochi giorni fa, ma che le renderà omaggio col grande lavoro svolto. È un festival che raggiunge la sua 7ª edizione, un festival che sta diventando di anno in anno sempre più importante, che purtroppo quest'anno deve fare a meno della nostra vicepresidente Cristina Visentini, che è stata con me una delle fondatrici dell'Associazione Le Ali delle Notizie, che ha lasciato il segno. Anche quest'anno abbiamo il piacere di avere molti volontari insieme a noi che vengono non solo dal territorio locale di Ronchi ma anche dai comuni limitrofi. È un'organizzazione importante quella di quest'anno. Il 7° anno è lo scoglio, diciamo, da superare. Il 7° anno è sempre quello un po' più difficile. Sbarcati i passaporti da 10 nazioni, tra cui Ungheria, Perù e Israele, per correre nell'unica gara che contemporaneamente attraversa i suggestivi percorsi italiani, sloveni e austriaci. L'evento si è svolto con base a Tarvisio. Vediamo. L'appuntamento sportivo ed enogastronomico di Ferragosto tra i sentieri d'Italia, Austria e Slovenia, tra scenari naturali e prodotti a chilometri zero in una gara unica nel suo genere, ha portato migliaia di persone a Tarvisio. Smarcati i passaporti da 10 nazioni, tra cui Ungheria, Perù e Israele, per correre nell'unica gara che contemporaneamente attraversa i suggestivi percorsi italiani, sloveni e austriaci. Una originale ultra trail di montagna che è stata anche un'occasione per tuffarsi alla scoperta dei prodotti tipici locali. A sfidarsi tra le 26, 63 e 137 km il Gotta della corsa internazionale, ma anche, attratti dalla 25 km, distanza relativamente breve, molti appassionati che hanno optato per un Ferragosto alternativo alla scoperta di un territorio sempre affascinante. Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia si dimostra terra dedicata allo sport e dalla vocazione internazionale grazie all'organizzazione di questa manifestazione. Un evento che ha visto a Tarvisio, in cima alle nostre Alpi Giulie, al confine con Austria e Slovenia, la partecipazione di un folto gruppo di atleti, ha detto l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Vini. 3 paesi vicini e uniti in questa occasione dallo sport, sotto l'egida dell'Alpe Adria, che rappresenta per noi uno dei progetti più ambiziosi al quale siamo più affezionati, simbolo della collaborazione, della sinergia e dell'amicizia che legano queste 3 nazioni. L'evento, realizzato grazie ai fondi Interreg Italia-Österreich, è stato organizzato sotto l'egida di ACS della SD Sentiero 1, con all'attivo 6 edizioni del Festival internazionale del Trail Running La Corsa del Lavoro. Novità per il Premio d'Arte di Coseano, che per la nuova edizione propone ai creatori di tutto il mondo l'invio di opere di piccolo formato da inserire in una capsula del tempo, uno scrigno che sarà riaperto tra 100 anni. Una capsula del tempo per il noto concorso degli artisti che vede portare a Coseano tanti creatori da ogni parte del mondo. Abbiamo finalmente riavvolto il filo dopo 2 anni molto difficili e quest'anno faremo una cosa decisamente originale. Abbiamo invitato tutti gli artisti, infatti stanno intervenendo veramente tantissimi da tutta l'Italia e anche da oltre, per inviarci una loro opera d'arte, massimo 50 cm x 50 cm, da inserire in una capsula del tempo che verrà poi a sua volta inserita in un'opera d'arte, una vera e propria installazione alle mie spalle, appunto verso destra, nella Piazza degli Artisti che è il luogo appunto perfetto dove riscoprire fra esattamente 100 anni questa opera d'arte con all'interno un'altra opera d'arte. Quindi è fondamentalmente, diciamo, un ricordo che vogliamo lasciare anche ai nostri posteri e a tutti quegli abitanti di Coseano, ma anche del Friuli, che riscopriranno uno scorcio di Coseano e del Friuli di 100 anni prima. Siamo agli spettacoli, musica nel cuore di Udine con il concerto More Than Jazz Mina con Lorenza Favot. Sentiamo.
prestigiosa serata jazz con dedica a Mina, la famosa cantante tigre di Cremona, quella andata in scena in Piazza Libertà a Udine, quale penultimo appuntamento di More Than Jazz, festival dei giovedì estivi organizzata dalla cooperativa Simularte per l'estate in città. Mina Project, titolo d'appuntamento ispirato ad un progetto presente già da tempo sulla scena musicale italiana, ha avuto per protagonisti Lorena Favot, una delle voci più interessanti e creative del panorama italiano, accompagnata da Rudy Fantin al pianoforte, Andrea Zulian al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria, ensemble che ha condotto il pubblico di Piazza Libertà nell'universo delle canzoni di Mina, utilizzando il linguaggio comune del jazz e rieleggendo i brani oramai considerati standard con sonorità ed arrangiamenti scritti per l'occasione. Le sonorità del jazz americano, sempre presenti nelle interpretazioni di Mina, hanno dipinto un affresco senza tempo dei suoi classici nella canzone italiana, che sin dagli anni 60 ha accompagnato le vite di ciascuno di noi, diventando la colonna sonora di tante generazioni, da Tintarella di Luna allo swing di Legata ad uno scoglio o al fascino latino di C'è più samba. Con il suo repertorio Lorena Favot, voce affascinante, precisa e creativa, dimostra la versatilità e varietà di stili che nel corso degli anni l'hanno portata a confrontarsi con le pietre miliari del song, da Frank Sinatra alle sonorità del jazz americano che, sempre presenti nelle sue interpretazioni, hanno dipinto un affresco senza tempo nei suoi classici della canzone italiana, tutte doti puntualmente accreditate dal folto pubblico accorso in Piazza Libertà, con contributo del pianista udinese Rudy Fantin, del contrabbassista triestino Andrea Zulian e del batterista Luca Colussi. Siamo allo sport, oggi è il giorno di Udinese Juventus che potrete seguire con noi in diretta dalle 18 ad Aspettando Poltronissima e Poltronissima. Intanto ieri è sceso in campo il Pordenone per la prima di campionato, sconfitto in casa dal Perugia. Mister Paci a fine partita ha commentato così. Non le sorte sognato, non è stata una buona partita, dispiace perché qua in casa sotto i nostri tifosi pensavamo e speravamo di fare una partita migliore. Così non è stata, però bisogna avere equilibrio, so che non è facile, però a volte queste sconfitte, queste partite fanno parte del calcio e fanno parte di certi percorsi che vanno affrontati con calma, equilibrio e cercare di capire quali sono le soluzioni migliori e nel più breve tempo trovarle, perché abbiamo bisogno di trovare soluzioni, di trovare una quadratura e di mettere nelle condizioni i ragazzi di esprimersi al meglio. Abbiamo preso nella prima palla sporca, tra l'altro abbiamo preso gol e da lì è cambiata un po' la partita. Dovremmo essere bravi noi col lavoro, trovando soluzioni giuste. Dispiace oggi per la proprietà perché il presidente ci teneva, dispiace per i tifosi. Siamo noi responsabili e dobbiamo lavorare con equilibrio, ripeto. Purtroppo nessuno voleva questa sconfitta, ma fa parte anche del calcio. E per ora è tutto, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.